Operazione Tsunami. I carabinieri di Chioggia hanno eseguito 25 misure cautelari a carico di soggetti di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena per spaccio di stupefacenti in concorso. 25 misure cautelari in esecuzione più 3 arresti in flagranza con dei sequestri anche in fase di perquisizione di sostanza stupefacente, segnatamente cocaina e marijuana. Oltre 70 kg di cocaina, 150 di marijuana, 30 di hashish. Le perquisizioni sono state eseguite nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino. Tutto è iniziato a settembre 2017. L'attività investigativa a Chioggia ha consentito di riscontrare un considerevole consumo di droga e acquisire elementi concreti nei confronti di un gruppo criminale ben strutturato, dedito all'importazione e allo smercio di ingenti quantitativi. Contestualmente alle misure cautelari, i militari del GICO della Guardia di Finanza di Venezia, con l'impiego di oltre 100 finanzieri, hanno dato via al sequestro per la successiva confisca di beni e disponibilità per circa 7 milioni di euro. Abbiamo appunto eseguito degli accertamenti approfonditi su questo sodalizio, ricostruendo sostanzialmente da una parte i profitti illeciti guadagnati dall'attività di spaccio e dall'altro una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto ai redditi di una parte degli indagati. Da lì il provvedimento di sequestro. Parliamo di una normativa di prevenzione che nasce con l'attività di contrasto al fenomeno mafioso e che vuole appunto colpire i soggetti che delinquendo sostanzialmente accumulano patrimoni e che rispetto al fisco manifestano appunto una capacità reddituale molto modesta. Quello che voglio sottolineare è che mi sembra che questa indagine sia manifestazione di un'ottima sinergia che deve esserci tra forze di polizie che hanno delle caratteristiche, delle funzioni anche per certi versi diverse. In questo caso il collegamento è stato ottimale, abbiamo lavorato benissimo. Una giornata radiosa per la legalità. Grazie e complimenti alla Procura della Repubblica e a tutte le forze dell'ordine per aver sferrato un colpo da KO a un ramificato sistema di seminatori di morte. È il commento del presidente della regione Luca Zaia.